Dottore Mancuso, ecco, arrivano da più parti del territorio nostro agrigentino preoccupazioni per il centro Covid, i sindacati, i sindaci. Facciamo un po' di chiarimento su questo centro, la gente è preoccupata. Preoccupata verosimilmente di che cosa? Del fatto che penso loro temono che ci possa essere una trasmissione del virus all'interno dei reparti. Ebbene, su questo noi ce lo siamo posti, ce l'eravamo posti prima questo problema e siamo più tranquilli, siamo anzi tranquilli perché la società che si occupa della manutenzione dei presidi ospedalieri agrigentini, ma non solo agrigentini, e quindi si occupa anche della manutenzione della reazione, ci ha sottoscritto una dichiarazione con la quale ci ha garantito che non c'è trasmissione di aria tra una stanza ed un'altra stanza, e quindi quel reparto, che è un reparto, non è un ospedale Covid come qualcuno improvvidamente e impropriamente lo vuole etichettare, ripeto, non c'è possibilità di trasmissione del virus. Peraltro rammento che proprio stamani l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto pervenire una comunicazione nella quale si dà atto che il virus non si trasmette per via aerea ma solo tramite le goccioline di saliva. Quindi noi in ogni caso questo reparto, il cosiddetto terzo piano, che ripeto è sicuro da quel punto di vista della trasmissione eventualmente del virus, lo stiamo gestendo con camere separate per singolo paziente, in attesa che a noi pervenga l'esito del referto del tampone. Ecco, i reparti sono tre. Come viene... No, il reparto è un'unica ala. Noi abbiamo ipotizzato di gestire in maniera credo sufficientemente adeguata la gestione di questi pazienti, che per la verità non dovremmo gestire noi, perché sono dei pazienti che dovrebbero essere gestiti dai reparti di malattie infettive di Sicilia. Tuttavia, paventando che i posti potevano saturarsi, quelli delle malattie infettive, ci siamo posti il problema di dovere necessariamente dare un'assistenza anche ai malati Covid della provincia di Agrigento, qualora, ripeto, non trovassero la possibilità di essere assistiti altrove. E abbiamo individuato in quest'ala, che è molto ampia, tre zone. Una zona che la chiamiamo verde, che sarebbe una zona, diciamo, dove il soggetto necessita di una osservazione e anche di un'assistenza medica non intensiva né subintensiva. Una zona gialla e poi una zona rossa qualora le condizioni cliniche, Dio non voglia, di questi soggetti dovesse virare verso le complicanze e verso il peggio. Ecco, c'è una cautela per l'utente che si reca in ospedale, perché molti hanno paura che possano salire al terzo piano. C'era addirittura un cartello, se il cartello va via scritto a mano, ecco, c'è un'adeguata sicurezza in questo senso? C'è un percorso ben individuato ed isolato, separato da quello che è il triage, l'accesso al pronto soccorso e quindi altrettanto è vero che il pre-triage fatto in tenda individua i soggetti che debbono accedere al percorso Covid e al percorso non Covid. Da lì il paziente non ha nessuna commistione con altri soggetti che non sono Covid o potenzialmente Covid.